Rieccoci a Primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite l'assessore regionale dello sviluppo economico Roberto Marcato. Abbiamo già parlato nella prima parte di quello che è successo nella diatriba con l'esponente di Fratelli d'Italia, poi cosa c'è, come funziona all'interno della Lega. Ora stiamo parlando invece delle fonti rinnovabili. Senta, sono rimasto disgustato, le dico il mio pensiero, l'ho già detto anche a altri ospiti che sono venuti in questa trasmissione, che a un certo punto l'Europa tramite il PNRR stanzia 200 miliardi di euro. Succede, leggo che qualche ministro, qualcuno dice ma noi non riusciremo mai perché non abbiamo presentato i progetti in maniera corretta, coerente per spenderli tutti. Ne spenderemo 100 se riusciremo, sicuramente 100 andranno in cantiere e non saranno spesi. Molti partiti sono felici perché dicono beh meglio, tanti sono soldi prestati. Io dico ma come abbiamo la possibilità di rilanciare il nostro paese, ti danno un tempo e sappiamo tutti il tempo che c'era quando era ora di preparare tutti i progetti. Mi domando ma la politica nostra dove è andata a finire? Marcato dove doveva preparare tutto per poterli spendere e far partire l'Italia come un treno ad altissima velocità, poi ti accorgi che come di consueto noi ci fermiamo, ti accorgi che all'interno entrano delle piccole e grandi partecipate mafiose, uso questo termine, e ti accorgi che questi soldi non potremo spenderli perché non abbiamo lavorato bene. Detto questo, le domando in Veneto come siamo messi dei 7 miliardi messi a disposizione dal PNRR. Allora, Ho fatto una premessa. sì, no, ma vogliamo giocare la partita con la squadra che ci piacerebbe avere o giochiamo la partita con la squadra che abbiamo? Perché sono due cose diverse. Allora, la CGA di Mestre ha detto una cosa che nella sua semplicità è straordinaria, ma è la verità. Noi non riusciamo a spendere i soldi che l'Europa ci dà ogni anno. Non riusciamo a spenderli. Non siamo mai riusciti a spenderli. Tranne qualche regione come il Veneto e la Lombardia. Però ci sono regioni che non spendono i soldi europei, regioni che ne hanno bisogno. Per quale motivo dovremmo riuscire a spendere 10 volte tanto? Se non siamo riusciti a spendere neanche questi. Perché bisogna essere realisti. Cioè noi abbiamo una macchina della pubblica amministrazione elefantiaca, pesantissima, ma ahimè poco qualificata. Per fare i progetti del PNRR servono qualifiche, servono capacità di progettazione, capacità di fare i bandi, capacità di partecipare ai bandi, capacità di fare un progetto giusto, capacità di fare un progetto che serva. La nostra pubblica amministrazione non è così. E il cittadino non dovrebbe arrabbiarsi. Ma si arrabbia, sì, l'italiano. Non dovrebbe arrabbiarsi. No, ma si arrabbia. Poco. Perché sono riusciti anche a calmarlo. In Francia è un po' diverso. In Francia vanno in piazza e si scatenano. Qui se vanno in piazza sono riusciti un po'. C'è una tendenza, le varie parti politiche. c'è una tendenza da parte di molti cittadini di preferire ascoltare chi ti dà la soluzione semplice, piuttosto che impegnarsi e cercare di capire che le situazioni sono complesse. Non ti ascoltano. Mi provo intanto a spiegare, fare. Vabbè, comunque i soldi in Veneto li spendiamo, questi 7 Noi li miliardi. spendiamo, ma certo che li spendiamo. Allora, visto Ma che noi Veneto- stiamo storicamente così però. Qua, io per esempio con i fondi europei che io ho in gestione. Per esempio a Sono Venezia, sempre andato a Venezia lei sa la in polemica che è nata overbooking. per quanto riguarda la cittadella dello sport, no? Dove qualche consigliere comunale di Venezia ha detto beh vendiamo qualche monumento veneziano, insomma, che è pari. Lei sa benissimo che lì ne è nata una storia, poi ovviamente subito messa a tacere, però è nata una storia un po' antipatica sotto un certo aspetto moralistico, usiamo questo termine se non pratico. No, poi io non ho capito una cosa, francamente, siccome noi siamo in grado di spenderli e saremo in grado di spenderne anche di più, il presidente Zaia, come altri presidenti, ma anche sindaci di sinistra come Sala, hanno detto guardate che noi abbiamo fame di opere e siamo in grado di farle. Se il Sud non riesce a spendere, ma perché dobbiamo darli indietro? Dateli noi e noi facciamo Sì, ma non è infrastrutture. solo il Sud Ma che il Sud, no, il nord i soldi. non li spende neanche no, le garantisco, ho visto i dati, qualche regione Ma del guarda che io nord. qua ho i dati della CGIA di Mestre che ha fatto lo Sì, studio. anche qualcuno del nord, insomma. Ma sì, ma pochi.
Oh, non ho detto Emilia tutti, Romagna, ho Lombardia, detto qualcuno. Veneto, Friuli, noi li spendiamo, poi c'è qualcuno che li spende meno. Io faccio i bandi con i fondi europei, io vado sempre in overbooking, metto 10 milioni e mi arriva richieste per 15, ne metto 5 e mi arriva richieste per 8, sempre. Cioè, se tu fai i bandi fatti bene, e non perché il mercato sia particolarmente intelligente, ma perché io prima di fare un bando chiedo alle associazioni di categoria, se faccio un bando per l'industria, ciamo Confindustria, ciamo, dico, ascolta, io vorrei fare questo bando qua per questo, 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 le tue aziende di cosa hanno bisogno? Quando vado nelle aziende, io vado a visitarne tantissime, al paron che domando, ma la tua difficoltà qual è? Il credito, cambiare a macchina, 4.0, l'intelligenza artificiale, insomma, mi dice tutta una serie di cose. Io raccolgo tutto questo e poi confeziono uno strumento che corrisponda esattamente a questo. E quindi va a ruba. Ma quando lei confeziona questo, la confeziona da solo o ha una parte di tecnici No, che le no, danno una io ho mano? uno staff straordinario. Cioè io ho uno staff in regione straordinario, fatto di tecnici, di funzionari, dirigenti preparatissimi. E proprio perché preparatissimi, intelligenti, anche difficili da gestire, perché insomma, ognuno ha le sue idee. A me sta il compito di coordinare tutto questo e di mettere a terra quello che io condivido con il territorio. Questo è il lavoro che bisogna fare. Se ti invece andare per aziende, insomma, ti piace tanto stare in ufficio a guardare i dati, no, certo, parlare a assessore di categoria, anche no, e ti metti a fare i bandi così, non partecipa nessuno. Guarda, chissà per quale motivo. È così che funziona. Certo, quindi il Veneto può essere tranquillo perché questi soldi andranno Sì, no, noi spesi. abbiamo capacità di spendere di più, se ce li danno noi ne spendiamo di più, ma a sud si offendono se noi chiediamo i soldi che avanzano. Pastino di Ugi, scusa, che problemi è? Certo. Vabbè, quindi possiamo rimanere tranquilli. Sì, insomma. sì, noi siamo tranquilli da questo punto di vista. Tranquilli, va bene. Senta, un'altra tematica che si sta parlando anche a livello nazionale per quanto riguarda la carne sintetica, no, la carne sintetica sì, ovviamente viene fatta su cellule staminali di animali ovviamente veri e viene prodotta nelle varie aziende, credo ci sia una in Germania, non vorrei sbagliare, che produce già molta carne sintetica. Lei cosa ne pensa in merito? Guarda, io ho sempre un atteggiamento molto laico di fronte a queste tecnologie, nel senso che non penso né male né bene, sono tecnologie. Allora io mi chiedo, c'è davvero grande differenza fra un petto di pollo costruito e un petto di pollo di un pseudo pollo, perché in realtà è un pulcino, di 23 giorni, allevato dentro un bunker che non ha mai visto un pezzo di terra, un giorno di sole ed è stato tirato su a bombe di farmaci, antibiotici, ormoni, eccetera, eccetera, eccetera. C'è davvero una gran differenza, perché se quello che facciamo passare è l'immagine aulica, suggestiva, bella, favolistica del pollo che sta lì, che vive a terra, nella fattoria bella, con la signora che legge il giornale, il sole, le stagioni, che mette un anno da tal poi altro, e a bistecca costruita in laboratorio, è un discorso. Ma se la differenza è fra una bistecca creata in laboratorio, sana, e un poastro creato così, io non so quale sia meglio dei due. Cioè, lo possiamo davvero chiamare pollo quello? Mica no. No, Per cui, certo. per cui di fronte a queste Il fatto situazioni... stesso già nel dirlo sintetico vuol dire che non è vero, no? No, ma non è così. Sintetico non vuol dire che è chimico. Sintetico No. vuol dire che da una parte noi creiamo il tutto. Sì, da delle cellule, però il concetto è tutto vero, però il concetto è, come ha detto lei, che le cellule che sono state prodotte non sono, che hanno vissuto nell'aia, Ma nell'aria perché le aperta, galline che no. mangiamo oggi, noi adesso, vivono nell'aia? Non vivono nell'aia. Cioè, un pollo di 22-23 giorni lo possiamo davvero chiamare pollo? È un pulcino, è un pulcino gonfio, non è un pollo. Siamo così sicuri. Certi allevamenti intensivi, anche americani, che vanno giù, anche usando magari sostanze un po' così, no? Con questi vitelloni gonfiati all'inverosimile. È davvero un manzo quello? È davvero un toro? O è un vitello gonfio? Sono due cose diverse. Cioè, anche qua non possiamo come dire, mettersi dietro a queste ipocrisie per cui siccome lo vediamo dentro un recinto allora è bello. Non sempre è così. Cioè, c'è un tema sulle culture intensive, sugli allevamenti intensivi, su cui va fatta sempre di più una riflessione profondissima. La salute animale è un tema oggi di civiltà.
Io capisco che c'è un interesse dietro e che non è facile guadagnare facendo gli allevatori. Io sono figlio di allevatore, so quanto difficoltà aveva mio padre a far quadrare i conti perché lui li voleva allevare in un certo modo. Però quella è la via, non c'è scampo, non possiamo immaginare di creare tutta sta roba in batterie perché poi di buono, di sano non ha nulla. Allora, viva gli allevatori che allevano bene, viva i coltivatori che coltivano bene. Il resto, se deve essere una speculazione e basta, allora preferisco la bistecca fatta così, che almeno, almeno non distruggo un animale vivo. Perché insomma, il benessere animale è un tema. Ah beh, certo, anche perché nella nostra regione questo tipo di lavoro è uno dei lavori più importanti dopo il turismo, Certo, insomma, ci sono tantissimi allevatori bravi che fanno sforzi enormi e hanno dei competitor che sono poco in linea, ecco, diciamo così. diciamo che proprio il mondo sta cambiando, Marcato, da questo Sì, punto di sì, vista. sì. Senta, quindi non è d'accordo? Non sono d'accordo in che senso. Non è d'accordo, dico, con la carne sintetica? No, non è carne, questa non è carne sintetica, è Si è chiama, carne, si è si carne. chiama così? Io, ripeto, ho un atteggiamento laico di fronte alle tecnologie, cioè il coltello è d'accordo o non è d'accordo? Cioè, se io uso il coltello per ammazzare una persona, si sbaglia, ma se lo uso per tenere una sorpresa, è uno strumento straordinario. Io forse È la tecnologia, è la stessa ho cosa. capito, ma lei è d'accordo o no? Ma se serve, io non Ah, ho lei è questa anche pregiudiziale. d'accordo Sì, sì, sulla carne sintetica? no, io non ho questa pregiudiziale. No, pensavo Ho molte difficoltà sugli insetti, però sulle cose. il governo non è della stessa linea sua, eh? Io non ho questo pregiudizio così forte nei confronti delle nuove tecnologie, ecco, piuttosto non vedo perché devo sforzarmi culturalmente a mangiare cose che mi creano disagio. Per cui a lei crea disagio mangiare la bistecca così, è giusto che non la mangia. A me, per esempio, insetti, cavallette, no, mi dice, ma mangi le lumache. Ho capito, ma le lumache sono la mia cultura e cavallette no, scusami, posso avere il diritto di non mangiare le cavallette? Non sto dicendo che lei non le deve mangiare. Se vuoi mangiarsi le cavallette fritte, mica sei mai, mi no. Mi viene a sorridere. Le ha assaggiate almeno? Le cavallette? Sì. No, ma perché mi faccio violenza? Ah, ecco per questo Mi faccio motivo. allora, i cinesi mangiano i cani, lei mangerebbe il suo cane. No, E ora, scusami, no, però adesso mangiano i cani. Ho capito, ma cioè, o mangiano i serpenti, mangiano le scimmie. Cioè, una scimmia mi fa beccare, ma con questo non è che condanno loro. Io dico perché devo farmi Certo, violenza certo. Le faccio- per mangiare? Sono culture No, d'accordo, diverse, ma- io le rispetto, ma non pretendiate, nessuno Certo. deve pretendere Lei- che io debba mangiare cavallette perché le mangia anche altri. Lei è cresciuto sano, avendo il papà allevatore, quindi è cresciuto tutto con alimenti sani, quindi Sì, assolutamente. in casa, quindi... No, i cavetti mi guardavo saltare, insomma, e anche mi piace che salta, che Sì, viene a sì, saltare. e sono I anche grilli, utili. anche i grilli, mi fanno una tenerezza, mi piace d'estate sentire i grilli. Pensare che questo qua non suona più, non frinisce più perché lo metto su un piatto fritto, insomma, Aveva poi nella scala degli altri, no? ho capito, ma che necessità c'è? Il pesce è la Poi non mi stessa fa, cosa, ma esatto, ma fa parte della mia cultura. Allora, Senta, magno come fa parte della mia vabbè, cultura. oltre a questa Devo fare battuta così. violenza perché Senta. adesso siccome fa figo mangiare il grillo a tutti che ordinano grilli. Mi faccio violenza, non è giusto. Certo, Ma certo. Senta, lei tra le altre belle cose ha fatto anche un bando per l'imprenditoria femminile. Com'è andata? Come sta andando? No, sta andando bene, non abbiamo ancora i dati definitivi, però è andato molto bene. E quello è un bando che va sempre molto bene perché che se ne pensi, in realtà c'è un'effervescenza nel mondo dell'impresa da parte delle donne davvero straordinaria e hanno avuto una capacità di reazione post pandemia un poco più lagnosi in altri di fronte ai Quanti soldi problemi. ha messo a disposizione la regione per questo bando? 3 milioni di euro. E sono andati via tutti, ovviamente. Ma che caratteristiche bisognava avere per poter accedere? Beh, devi essere un'imprenditrice donna o quantomeno la tua azienda per la maggior parte deve essere a partecipazione femminile, insomma, non nella gestione, cioè l'imprenditore deve essere una donna, fondamentalmente questo. E poi per la prima volta abbiamo fatto partecipare anche le professioniste, cosa che non abbiamo mai fatto negli anni prima,
invece ci sembrava giusto che anche le professioniste, quindi consulenti, avvocati, potessero partecipare, sempre che anche lo studio fosse a maggior parte gestito da donne, proprio dedicato alle donne. Senta, Perché è vero che questo è un mondo, comunque continua a essere un mondo maschilista e quindi bisogna aiutare le donne a fare impresa. No, senta, in virtù proprio di questo, quanto veniva dato e quanto viene dato un bando, quanti soldi massimo poteva ricevere Poi dipende dai bandi, ma sono arrivato anche a dare il 50, il 60%, il 30, il 40%, insomma sono cifre importanti. Insomma, in una spesa di cioè 100.000 euro il 50%, il 40%, il 60% a seconda dei bandi il viene dato massimo era il 60%. 60%, ma viene No, dato a le ho fondo perduto, fatto questa premessa e l'ho chiesto a donne perché ho avuto, sapendo che veniva ospite, ho avuto una domanda richiesta. Come si può chiedere se ci sono ancora dei finanziamenti a fondo perduto? Allora, per avere aggiornamento continuo dei bandi regionali basta andare sul sito della Regione Veneto, www.regione.veneto.it, basta andare nel sito della Regione Veneto e c'è proprio una pagina dedicata ai bandi regionali e lì trovate tutto l'elenco con tutti i bandi che vi possono interessare per argomento. Ci sono quelli di mia competenza, ci sono quelli di competenza del collega Caner che riguardano tutto il tema del turismo e dell'agricoltura, quindi tutte le aziende agricole, ci sono quelli che riguardano la cultura, e quindi del collega Corazzari, della collega Donazzan, tutto quello che riguarda il lavoro e lì li trovate tutti. E lì si Man possono mano che richiedere escono ovviamente. vengono pubblicati subito. Ecco, basta solo vedere, E lì rispettare, c'è essere all'interno di... uno dice io devo cambiare, adesso io parto con i nuovi bandi che li facciamo, ho terminato quelli della programmazione precedente, adesso abbiamo la programmazione nuova e partiremo con i bandi, quelli a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, quello per le start-up, quello per i ricercatori universitari, insomma. E là uno va a vedere, dopo io ovviamente non mi limito a questo, nel senso che quando poi io porto in giunta il bando, immediatamente faccio il comunicato stampa e quindi arriva a voi e voi fate un lavoro egregio perché lo dite sempre, uscite il bando con queste caratteristiche, lo fate sempre, quindi basta seguire il vostro certo, TG certo. e uno li vede, i giornali e poi le associazioni di categoria. Mando subito e le associazioni di categoria a loro volta lo mandano ai propri associati, fanno dei convegni appositi poi per spiegarli. E c'è un controllo sui bandi che vengono dati? Lei per Abbiamo esempio fatto un accordo anche con la Guardia di Finanza perché purtroppo con la pandemia è aumentata la pericolosità e le L'infiltrazione infiltrazioni mafiosa. di questi lazzaroni schifosi mafiosi. E quindi bisogna stare attenti, quindi anche loro, la Guardia di Finanza, quando vede anomalie strane sulle richieste, perché questi cosa fanno? Arrivano, le aziende magari sono un po' in difficoltà, prestano i soldi, si prendono una parte dell'azienda, lasciano lei come amministratore delegato come prima, ma in realtà l'azienda ormai è mia. E quando ci sono queste situazioni un po' strane vengono segnalate, oppure cambi repertini, oppure acquisizioni improvvise di aziende decotte, cioè perché uno dovrebbe prendere un'azienda decotta che non dà più nulla e mettersi, anche sono operazioni, quelle strane vengono segnalate e sono stati trovate. C'è un controllo, insomma. Sì, c'è un controllo. Poi questi sono dei lazzaroni patentati molto bravi. Mi sembra che abbia dichiarato che il Presidente già ha più riprese. Andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte con Roberto Marcato.